E adesso bisogna dargli l'ultimo saluto come Treviso sa dare e saprà dare. Giuseppe Basso, l'amico di sempre di Giancarlo Gentilini, accanto a lui nelle occasioni ufficiali e non solo. In queste ore, insieme alla famiglia dell'ex sindaco, sta organizzando l'ultimo saluto. La Camera Ardente sarà allestita lunedì dalle 9 alle 16 nella chiesa interna dell'Obitorio del Cafoncello. Martedì invece sarà possibile rendergli omaggio dalle 10 alle 14 nell'atrio di Casugana. Che quello è il luogo dove lui ha governato la nostra splendida Treviso per 19 anni. Da tenere presente che martedì il feretro sarà chiuso per una normativa di legge. Subito dopo il feretro, a bordo del carro funebre, partirà verso la chiesa di San Niccolò e qui, lungo il percorso, come aveva proposto il sindaco Conte, si fermerà in alcuni luoghi simbolo della città, da Palazzo dei 300 a Piazza dei Signori al Duomo. Sopra il feretro saranno poggiati alcuni simboli che racchiudono la figura di Gentilini. Sicuramente il cappello di Alpino, il suo adorato cappello di Alpino che poi la moglie Maria dovrà custodire. E credo verrà messa anche la fascia da sindaco che gli è stata omaggiata dal sindaco Mario Conte con la scritta Sindaco per sempre. La macchina organizzativa è al lavoro. Già nella prima mattinata di lunedì ci sarà a Casugano un vertice per definire con tutti gli attori coinvolti la parte operativa, con il coinvolgimento di questura e prefettura per quanto riguarda la sicurezza, visto l'arrivo in città di esponenti anche della politica nazionale. Sembra certa la presenza del ministro Carlo Nordio e del segretario della Lega Matteo Salvini, ma oltre alle autorità e agli amministratori ci sarà anche tanta gente comune, anche da fuori Treviso, che vorrà dare l'ultimo saluto a Gentilini. Mi parlano di oltre 2000 persone, quindi molta gente rimarrà fuori sicuramente. C'è un microfono qui che amplia un po' diciamo, il sagrato della Chiesa e poi non so le iniziative del sindaco Conte. Il tenore Francesco Grollo accompagnerà la funzione religiosa officiata dal vescovo Monsignor Tomasi e naturalmente non potranno mancare gli alpini, quel corpo che Gentilini amava e rappresentava. Come ricordato nella frase "ha spiccato il volo nel regno dei giusti l'alpino Giancarlo Gentilini", scelta per l'epigrafe, dove compare la foto dell'ex sindaco con l'immancabile cappello con la penna nera. Alpini che saranno direttamente coinvolti durante la cerimonia funebre, fuori da San Niccolò, nel rigido servizio d'ordine, ma anche all'interno. In base alle volontà del Genti ci saranno 6 dei nostri che accompagneranno il feretro all'altare. Il corpo degli alpini sarà rappresentato da gagliardetti, vessilli e labari presenti in chiesa. Durante la funzione verrà recitata la preghiera alpina, mentre il coro delle penne nere intonerà alcuni canti. Sicuramente accompagneranno la Santa Messa, parlavano di Stellutis Alpinis, però è ancora in fieri. Per consentire agli amministratori della città di partecipare alle esequie, il Consiglio Comunale fissato per le 17:30 è stato posticipato alle 18:30 e Antenna 3 seguirà in diretta i funerali di Giancarlo Gentilini dalla Camera Ardente a Casugana al corteo tra le vie della città fino alla cerimonia religiosa.